Grazie mille. Che onore e che piacere averti con noi. Questo è Open Day Cinema, è un format, Monica, che è nato per dare visibilità a giovani talenti, giovani filmmaker, ma trasversalmente ovviamente ci facciamo aiutare anche dalle nostre colleghe degli uffici stampa. In particolare ringrazio Licia Gargiulo che ci ha fatto da ponte per questa bella Sì. intervista di stamattina. È un film... Intanto andiamo al cinema e ci piace sì, iniziare con il sì. cinema, con le Io, sale, è sempre un volevo motivo entrare d'orgoglio. subito nella memoria di Gianni Leacche, Monica. Sì, Gianni è stato un regista con cui ho lavorato molto, ho imparato da cui ho imparato molto, visto che parliamo anche di imparare il cinema, di capire come si fa. Lui era uno di quelli che il cinema l'ha fatto veramente da Sergio Leone, era uno che portava i panini a Sergio Leone finché stava sopra una staccionata a guardare l'inquadratura. E Gianni ha lavorato tanti anni alla Rai, ha fatto tantissime puntate della Squadra e poi insomma quando la Rai l'ha un po' messo da parte per vari motivi, insomma poi c'è anche un ricambio generazionale che Razionale. è giusto che ci sia. E ha ricominciato con me a fare cinema indipendente, insieme abbiamo fatto 3 film, a Mamma non piace purtroppo è stato l'ultimo e io vorrei che diventi un po' un tributo alla sua memoria anche. Assolutamente, Monica, ci faremo aiutare anche, abbiamo delle bellissime foto anche di Leacche sul set, ed è veramente, ci commuove tutto questo. Prima di raccontare il film, Ci prendiamo qualche istante. Buongiorno. Oh, Madonnina! Tutte qui vengono, dall'est, dall'Africa, tutte qui a rompere i coglioni. Te sfragno come una porpetta. Secondo me è meglio se torni a fare a Troia. Fa meno schifo. Piuttosto la forca. Siamo una famiglia molto riservata. E non te ne annavano te parlo! Se mi devo fermare ogni volta che me lo dici, faccio un bronzo in reace. Vedrai, sarà facile andare d'accordo con mamma. Lei si arrabbia solo quando non vengono rispettate le regole della casa. Lì c'è la torretta, il mio appartamento. Non sei autorizzata a salire. Così come, te lo ricordo, a nessuno è permesso di entrare in questa casa. Tesoro, il cancello era aperto. Scusa, ma voi non potete entrare? Ci terrei tanto a vedere Lucrezia. Mi dici quanto posso venire? Ma volete farmi licenziare? Fermo! Dov'è? In quale stanza? No, la signora è molto malata, non riesce neanche a parlare! Va tutto bene. È solo una festa tra amici. Una è mamma e l'altra è zia Leonida. A mamma non piace questa somiglianza. Dal 25 marzo al cinema abbiamo visto dal 24 abbiamo ascoltato insieme, per chi è alla radio, il trailer di A Mamma non piace e stiamo approfittando della presenza in collegamento con noi di Monica Carpanese per farci raccontare qualcosa di più di questo lavoro. Monica, abbiamo visto la locandina, tu sei la protagonista di questo film, raccontaci la storia di Alina, questa immigrata bielorussa. Allora, ovviamente non sono io in copertina, è mamma che è questo personaggio che aleggia durante tutto il film. Però Alina è un personaggio estremamente interessante, versatile, perché racconta
le difficoltà non solo di una straniera che comunque ha un quid in più di difficoltà per potersi integrare, infatti c'è subito un potente personaggio che è interpretato da Massimo Bonetti che ci fa capire immediatamente la situazione, no? Siamo comunque in un Italia che ancora non è estremamente open mind per quanto riguarda l'integrazione delle culture. E volevamo sottolineare anche questo, quindi aveva le difficoltà di dover uscire da una vita che lei non ha mai voluto, una vita estremamente difficile, viene dalla povertà, viene proprio da una società in cui faceva fatica a trovare il pane quotidiano. Si è venuta in Italia, ha fatto una vitaccia che poi scoprirete, ha bisogno di rimettersi in gioco, ha bisogno di riscattare la sua dignità e trova un sacco di difficoltà, decide quindi di accettare un lavoro che in un'altra situazione non avrebbe mai accettato. Quello ora di non badante. spoilerò, la badante, ma non solo la badante di una persona molto particolare che è appunto mamma e che si scoprirà durante il film quali sono le caratteristiche di questa mamma un po' inquietante. Sorride perché è un po' inquietante. Questa è la mamma vera. È la mamma vera, sì. In un noir, no? È un noir, Sì. è un thriller nell'immaginario di Leacche. È una commistione di generi, Ecco. Guarda, e rappresenta molto anche le H, poi anche un po' me, perché io ho scritto la sceneggiatura di questo film, Sì. anche assieme a Valentino Innocenti, però ci rappresentava molto, perché da certi punti di vista eravamo simili, nel senso che noi stessi siamo una commistione di generi, cioè c'è il noir in noi, c'è la commedia, quindi si passava dal parlare della morte in modo drammatico a ridere a crepapelle subito dopo, quindi ecco che si intrecciavano anche il noir e la commedia, come poi è successo in questo film che è contornato dal grottesco. E come fa ad esserne così sicuro? Magari sua madre adesso in carcere sta seguendo un serio percorso di rieducazione. Non ha paura che se esce e torna a frequentare questi posti magari si rovina di nuovo. Non era colpa tua. Se non sbaglio ero io quella che ti ha urlato addosso per una fetta di prosciutto. Lola, tu non hai ferito me. Hai ferito te stessa. Non è così. Questa è la tua colpa. Poi mi ha accarezzato la testa ed è uscito dalla stanza. E tua mamma non ha fatto niente? Mia madre in realtà ha fatto tantissimo. Si è preoccupata che nessuno lo venisse a sapere. Noi staremo qui per un weekend. Ma pensate come vi sentireste senza sapere quando o se uscirete. Sei qui. Quando stamattina sono venuta ai cantieri non avrei mai immaginato di concludere la serata in casa tua. Ma non mi dispiace affatto. Anzi, per quanto mi riguarda, mi farebbe molto piacere rivederti, a prescindere dallo yacht. Erika, ho apprezzato molto la tua compagnia. Ma... Non aggiungere altro. Peccato, ma va bene così. È stato comunque piacevole, breve ma intenso. Io ti ho aiutata. Sì, tu mi hai tenuta prigioniera come tutte le altre. Ah va, tu quando stavi con me stavi bene. E adesso che fai una vita di merda, guardati qua, a pulire il culo dei vecchi in punto di morte. Guarda che il mio è un lavoro onesto.
Poi non sono mica come te che per paura della morte... Neanche dei vecchi. E dei vecchi. Hai lasciato morire tua mamma da sola. Vergognati. Secondo me è meglio se torni a fare a Troia. Fa meno schifo. Piuttosto la forca. Eccoci rientrati, ci siamo fatti attendere anche troppo. Assolutamente Monica, intanto il piacere di vederti al cinema il prossimo 24 marzo. Mi piace molto che hai sottolineato il fatto che è un film indipendente. Noi sosteniamo assolutamente i film indipendenti, i film d'autore, e a proposito di autore, i miei complimenti Monica, perché tu hai debuttato a 19 anni con registi del calibro di Bruno Mattei e Joy D'Amato, avevi dei pseudonimi ma poi ti sei affermata davvero nel cinema. Voglio ricordare la 74esima edizione del Festival di Venezia nel film Emanuel di Dario Albertini prodotto da BB Film. Un percorso davvero intenso, Monica. Sì. Ho vissuto varie vite nel cinema, perché posso dire proprio che ci sia stato uno spartiacque a un certo punto, nel senso che ho cominciato a 19 anni con la totale incoscienza di quello che stavo facendo. Io sapevo solo che volevo fare cinema e non sapevo neanche da dove mi derivasse questa passione, perché io venivo da un paesino in provincia di Padova dove il cinema neanche c'era. Neanche c'era, cioè non esiste come lavoro, capito? È una cosa che non c'è, è lì, è nello schermo, basta, tu non puoi avvicinarti. Eppure io sapevo che volevo fare quello. Ma e c'era stato un film in particolare che ti aveva colpita e che ti aveva preso il cuore in questo modo? Beh, guarda, io ho sempre avuto una grande passione per Jack Nicholson, e quando vidi Qualcuno volò sul nido del cuculo rimasi esterrefatta, ed ero piccola, ero bambina. Beh, tra l'altro un film molto complesso, non complesso, proprio era il periodo delle lobotomie, degli esperimenti, dei malati psichiatrici. Era un mondo lontano raccontato da un uomo che io adoravo e che tuttora adoro, quindi non so, forse sono stata scioccata, mi hanno fatto una lobotomia. Poi ho visto Shining e ero un po' più grandicella, però anche con Shining ero estremamente affascinata da lui, da Kubrick, da tutto il mondo del cinema, e quindi mi sono trovata su un set, devo dire proprio che quasi mi ci sono trovata. E poi lavorando in pellicola, attenzione, perché stiamo parlando di un ricambio, di uno spartiacque che è stato proprio creato dalla pellicola al digitale. E in pellicola non si scherzava, cioè oggi si può anche scherzare, diciamo facciamo un corto per gioco, ma sì, facciamo anche col telefonino, ormai insomma con questi telefoni si può fare di tutto. All'epoca non scherzavi, o c'eri o non c'eri, o eri bravo o non eri bravo, e c'era poca pellicola a disposizione non dei si registi. potevano fare sprechi, era tutto completamente diverso. Esatto, costava la pellicola, ma soprattutto costava anche la fotografia, perché adesso fai tutto in post-produzione e fai in color, ma all'epoca dovevi avere un grande direttore della fotografia se volevi portare a casa un prodotto, e c'era poca correzione che si poteva fare, quindi era veramente un mondo un po' più ristretto, un po' più d'élite. E poi ho tentato di smettere. Ho tentato di smettere perché c'è stata la prima crisi del cinema italiano, e parlo del momento in cui ci fu lo scandalo dell'articolo 28. Non so se voi siete molto giovani, non so se i ragazzi che ci seguono ne hanno sentito parlare, però diciamo che è costellato da scandali burocratici anche il cinema nella sua storia, e quindi mi sono un po' fermata, sono tornata a Padova e ho tentato anche di fare altro. E alla fine ho capito che comunque questa è la mia strada, non riuscivo a rinunciarci, era proprio il mio ossigeno, la mia ragione di vita. E per chiederti però della rinascita dobbiamo fare una parte 2 che arriva subito dopo un altro brano, perché noi alla radio abbiamo la musica sempre protagonista. C'è Sheeran. Apprezzo i tempi. Sì,
ultime battute, Monica, grazie intanto per la tua pazienza, per queste varie interruzioni, ma dobbiamo tenere il ritmo della radio e quindi rispettare anche chi ci ascolta e vuole sentire anche della buona musica. Eravamo arrivati alla fuga, al tentativo di fuga dal cinema, che però poi ti ha rapita di nuovo. Poi mi è riportata lì perché, ripeto, era il mio ossigeno, avevo capito che io quello dovevo fare e sono ripartita col digitale, quindi scoprendo un mondo completamente nuovo e avendo anche una fortuna di fare il film di Dario Albertini e Manuel, con cui siamo andati a Venezia, e lì sono tornata al mio nome originale. Esatto. Quindi da Monica Seller, che era un po' una moda negli anni 90, dare il nome d'arte. O Carol Fares, quello neanche sapevo che me l'avevano dato, erano stati proprio i produttori. E era comunque di moda, andava così. Sono tornata ad Albertino e ho detto no, Monica Carpanese è un cognome bellissimo, poi è il mio, è la mia famiglia, la mia origine, quindi siamo tornati e c'è stata un'evoluzione. La nostra meravigliosa regia di Marco Perlongo ci sta facendo vedere dei frammenti anche di fiction come 100 vetrine, Don Matteo, Un posto al sole. È un po' la natura delle cose anche rimodularsi nella fiction televisiva, ma sono certo che il cinema rimane nel tuo cuore. Sì, è un'altra poesia. Il cinema è poesia, che sia nera, che sia bianca, che sia rosa, è poesia sempre in qualche modo. Monica, noi ti ringraziamo, mandiamo un cuore grande a Gianni Leacche, io ringrazio ancora Licia per averci dato questa opportunità. Guarda che meraviglia, abbiamo questa foto davvero inedita con il Chuck che veramente ci riempie di commozione, Monica. Tra l'altro quella foto sono Gianni Leacche e Bruno Cascio, che è un direttore della fotografia che ha vinto anche un David di Donatello, e loro erano molto amici fin dal tempo della scuola. Se mi permetti di dire un'ultima cosa, se no sembra che sia tutta farina del nostro sacco, e Ma mamma non piace, tratta da un libro di Gianluca Gemelli, mi sembra doveroso visto che insomma l'autore dell'idea è lui, e che aveva vinto un premio letterario che si chiama Una storia per il cinema. E quindi volevo sottolineare questo perché non voglio prendermi i meriti che non ho. Grazie Monica, c'è la redazione Monica Carpanese, sì, dobbiamo dare la linea per la news, 24 però marzo. Ecco, questa è la notizia, 24 marzo in sala a Mamma non piace, e vi invitiamo tutti quanti ad andarlo a vedere. Grazie ancora. Grazie per l'ospitalità. Complimenti. Ciao. Grazie.